La giunta regionale ha stanziato 500.000 euro per migliorare i collegamenti su rotaia. Per questo è stata stipulata una convenzione con Rete Ferroviaria Italiana per la progettazione di nuovi interventi infrastrutturali per migliorare il collegamento tra le linee Casarsa-Portogruaro, Sacile-Gemona e Trieste-Venezia. Tre collegamenti chiave per lo sviluppo trasportistico non solo passeggeri ma anche per gli essenziali raccordi su ferro della rete per il trasporto merci. Sì, abbiamo concordato il testo di convenzione con RFI, sono 500.000 euro che la Regione ha stanziato a favore di un documento delle alternative progettuali che studi da un punto di vista trasportistico sia le merci sia i passeggeri per andare a risolvere le criticità di una linea essenziale come la Casarsa-Portogruaro che consente di collegare le due reti principali che attraversano da est a ovest il Friuli Venezia Giulia, quindi la Pontebana e diciamo la Trieste-Venezia, in modo tale da poter sfruttare meglio questa linea andando a risolvere quelli che sono anche i passaggi a livello. L'altro elemento invece che attualmente è attivo solo tra Magnago e Sacile è la lunetta che potrebbe rendere più appetibile o spostare diciamo alcune quote di traffico direttamente sulla linea principale senza dover fare l'inversione di marcia, diciamo così, alla stazione di Sacile. Una serie di problematiche che grazie a questo documento delle alternative progettuali riusciremo a dare delle risposte importanti al territorio.